Centro sociale Django contro il sindaco di Treviso Conte, accusato di razzismo. Blitz dei giovani, Riviera Margherita imbrattata con vernice bianca, polemica in città. E la sfida del centro sociale Django a Casugana si estende all'ex caserma Piave. Buttateci fuori e rioccupiamo da un'altra parte, dicono i giovani. Riaprire le auto, le zone a traffico limitato a partire da San Francesco. La scelta della nuova amministrazione di Treviso divide la città, contrari i residenti, favorevoli i commercianti. Decreto dignità, scontro durissimo, industriali, Lega dopo l'attacco degli imprenditori al Carroccio, per 2 barconi in meno svendete le aziende, replica il segretario da Re, pensate solo ai soldi. Erano sulle tracce di un latitante ma scoprono un centro di smistamento della droga, arrestati 2 albanesi, nascondevano la cocaina in un vespaio. Code e disagi per i prelievi di sangue nei distretti dopo il cambio di gestione, l'ULSS 2 rassicura, la CGIL invia i pensionati a fare da sentinelle. Trombe d'aria e temporali violenti, il Veneto nel 2017 ha raggiunto un triste primato, è la prima regione d'Italia per questi fenomeni, tendenza purtroppo proseguita nel 2018. Buonasera, ben ritrovati con la prima edizione travigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito, la provocazione del centro sociale Django, scritte lungo Riviera Margherita contro le retate messe in atto dall'amministrazione Conte, che secondo gli attivisti del centro sociale sarebbero discriminanti nei confronti degli stranieri e dei migranti presenti in zona. Un flash mob che ha innescato le inevitabili polemiche e sancisce l'inizio ufficiale delle ostilità tra il centro sociale e Casugana. Sentiamo. Una provocazione che lascerà il segno nel vero senso della parola, perché queste scritte sull'asfalto della passeggiata di Riviera Margherita forse col tempo si estingeranno, ma comunque saranno ricordate come il primo vero segno di ostilità del centro sociale Django verso il sindaco Mario Conte e il governo di Casugana. No spaccio, no mafia, no razzismo, come risposta alle retate ordinate dal sindaco in questi luoghi e che secondo gli attivisti non servono a nulla. E l'attacco che di fatto l'amministrazione comunale sta facendo nei confronti dei richiedenti asilo. Abbiamo scritto per terra: no spaccio, no mafia, no razzismo, perché per noi serve una battaglia contro lo spaccio, che è di fatto il modo in cui le narcomafie si inseriscono nelle nostre città, però non deve essere fatta sulla pelle dei migranti, non deve essere fatta sulla pelle di chi vive in condizioni di marginalità. Quasi uno schiaffo all'attuale amministrazione, che ha subito innescato le inevitabili reazioni con comunicati ufficiali e commenti sui social. E tutti chiedono che chi ha imbrattato risponda non solo davanti alla legge, ma venga obbligato a ripulire personalmente, e che da questa azione parta anche un intervento deciso nei confronti dell'occupazione alla caserma Piave. Loro non arretrano, anzi si mettono in posa per i fotografi, dimostrando che ci mettono la faccia pur di portare avanti quella che ritengono la loro soluzione al problema. E proponiamo dei programmi di inclusione, proponiamo dei programmi di riduzione del danno e programmi di informazione nelle scuole, proponiamo dei programmi che vadano a smantellare la caserma Serena, ma attraverso un'accoglienza diffusa. E al termine del flash mob inevitabile un nuovo attacco al sindaco Conte, appunto l'avete sentito, sulla questione della ex caserma Piave. Noi non è che cambiamo città perché ci butta fuori dall'ex caserma Piave, probabilmente potrebbe avere anche un bel po' di problemi poi a gestire uno sgombero e a gestire una nuova occupazione in quello spazio e in altri spazi, per cui insomma che si metta l'anima in pace. I centri sociali esistono in tutte le città. Non bastavano le scritte in Riviera Margherita, il centro sociale sfida il sindaco Conte sul futuro della caserma Piave. Argomento toccato tra l'altro ieri durante il Consiglio Comunale con l'ex assessore Manfio, che ha cercato di difendere la scelta di mantenere il centro sociale nella struttura di via Monterumici. Siamo arrivati ad avere un lavoro di rigenerazione urbana che è stato fatto insieme allo IUAV, l'amministrazione e le associazioni. Questo ritenevo molto importante ribadirlo, perché ritengo sia una condizione che la nostra città ha accolto e ha stimolato, come succede in molte altre città d'Italia e anche all'estero. Per questo il centro sociale ribadisce che da lì non vuole andarsene, anzi attacca l'attuale maggioranza che da lì vorrebbe sgomberare in nome della legalità. Fa sorridere che proprio loro poi adesso dicano legalità, legalità. Allora potremmo anche fare una roba di questo tipo: ok, noi chiudiamo il centro sociale, facciamo tutti i lavori di restauro il giorno in cui però salteranno fuori i nomi di chi ha ridotto quel posto in quel modo là, e magari va anche a processo e magari ci costituiamo anche come parte civile. Vuoi vedere che
non salterà mai fuori i nomi dei responsabili che hanno ridotto, che hanno fatto una discarica abusiva in centro città, e sono tutti nomi che sono tutti quanti nomenclatura dell'amministrazione comunale, quella di 10 anni fa. Accuse pesanti nei confronti dell'amministrazione Conte, con un attacco personale al neopresidente della commissione urbanistica Davide Visentin. La sua storia la conoscono tutte, è un neofascista uscito da Forza Nuova perché non l'hanno messo a fare il capo a livello veneto, è uno che è stato indagato dalla distrettuale antimafia per associazione a delinquere per aver orchestrato circa una trentina di aggressioni in città, è uno che appunto adesso tenta di riciclarsi con la giunta Conte, ma insomma cosa volete? Cioè, è proprio veramente un personaggio di bassissima lega. Si preannuncia una vera e propria dichiarazione di guerra tra Django e Kasugana, quella che si conclude con questa affermazione. Noi ovviamente rimaniamo lì dentro, cioè, voglio dire, su questo non c'è nessun dubbio. E la questione sicurezza e la polemica sulla sicurezza si è estesa in Consiglio Comunale ieri anche sui 12.000 euro che la Giunta ha stanziato per l'acquisto di 5 divise per la Polizia Locale. Sentiamo. Equilibri di bilancio comunale. Tra le varie questioni emerse nell'ultimo Consiglio anche quella dei 12.000 euro stanziati dalla nuova Giunta per l'acquisto delle divise di 5 agenti della Polizia Locale assunti negli ultimi mesi dell'amministrazione Manildo. Una notizia che ha fatto balzare sulla sedia l'ex vice sindaco con delega alla Polizia Locale Roberto Grigoletto. 12.000 euro mi sembra una cifra importante, non lo so se si siano rivolti a qualche stilista in particolare per attrezzare i nostri agenti. Al di là delle battute sulle divise griffate, dall'opposizione arriva la stoccata sull'opportunità di un'oculata gestione delle risorse da destinare ai vigili urbani, magari per qualcosa che possa essere più utile alla sicurezza in città, di divise da 12.000 euro. Se risorse devono essere destinate alla polizia locale, questi piuttosto dovrebbero andare investite ad esempio su assicurazioni supplementari per i rischi che gli agenti di polizia locale ogni giorno corrono. E continuiamo a parlare delle questioni calde del centro città, perché continua ovviamente a tenere banco la decisione dell'amministrazione di riaprire al traffico almeno in alcune fasce orarie, le zone a traffico limitato a partire da San Francesco. Se la decisione ha creato scintille a livello politico, non da meno si sta accendendo il dibattito tra residenti e commercianti del centro. L'annunciata svolta dell'amministrazione comunale di riaprire le ZTL ha già scatenato un bel po' di polemiche. Ieri la dura presa di posizione della minoranza che ritiene la scelta un colossale errore. Oggi la questione divide i cittadini ed i commercianti, mentre i residenti sono assolutamente contrari, festeggiano gli esercenti. Si lavora meglio così perché arrivano, posteggiano, vengono dentro, escono. Comunque va bene, aperta. Sicuramente positiva per i primi giorni della settimana, perché questa parte commerciale della città è molto viva e ci sono tra la pescheria e tutte queste cose, la gente gira molto di più, ha bisogno di essere anche comodi. Quindi secondo me l'alternativa adatta da questa giunta, che di questa mezza settimana aperta, è l'ideale per noi commercianti. Sarebbe molto meglio di no. Quindi che rimanga chiusa? Che rimanga chiusa, sì, sì. Per me è sbagliato. Quindi è meglio continuare a tenerla chiusa sì, come adesso? Per me sì. Fa benissimo, benissimo. E ora, dovrebbero averlo fatto 5 anni fa. Ottima idea direi, perché così cominciamo finalmente dopo un tanto tempo a vedere un po' di via vai di macchine, di persone. No, io non sono d'accordo, cioè il futuro è come in tutta Italia, in tutta Europa, che i centri storici sono pedonali. Io trovo che rimettere le auto nel centro storico significa fare non 100 passi indietro. Ma la maggioranza è decisa a chiudere l'occhio elettronico, iniziando da San Francesco già da settembre, forse anche dalla fine di agosto. Insomma, prima dell'inizio delle scuole, alcune zone ora interdette alle auto potrebbero tornare ad essere trafficate. Una scelta per agevolare il commercio, quindi occhi elettronici spenti dal lunedì a venerdì, ma la protesta è solo all'inizio. Ed ora il decreto dignità con il durissimo scontro tra industriali e Lega dopo l'attacco degli imprenditori al Carroccio, la replica del segretario D'Arè. Sentiamo.
Abbiamo detto a chiare lettere che questo decreto dignità è molto penalizzante per il nostro territorio, per la nostra economia e per la stessa industria del Veneto. Per questo è stato spostato una settimana più avanti, contiamo di raddrizzare le cose in commissione, perché in commissione si cambiano le cose. Mette un punto fermo il segretario della Liga Veneta sulla posizione della Lega rispetto al decreto dignità, confermando quello che la politica deve fare, trovare la giusta mediazione tra i diversi punti di vista. E c'è da credere che, finché non si arriverà a soluzioni condivise, difficilmente Roma varerà il decreto dignità. Tra l'altro tenendo conto non solo degli industriali, ma anche delle piccole imprese, ad iniziare dagli artigiani, vera spina dorsale dell'economia trevigiana e veneta, che dei contratti a tempo determinato fa davvero poco uso. Da noi abbiamo il 90% di assunti a tempo indeterminato, perché sul nostro sistema abbiamo il problema di fidelizzarlo il dipendente, perché quando ha imparato un lavoro uno deve tenerselo, non può pensare che vada via. Artigiani che suggeriscono alla Lega di puntare più alla stabilità che alla continua variazione delle leggi e soprattutto chiedono di combattere quelle che definiscono ideologie ottocentesche. È l'approccio ideologico, perché tu vai a rafforzare alcune questioni. Prendiamo per esempio la questione di 3 da 6 mesi di indennità, cioè questo è contro il mercato, perché rigidità in uscita vuol dire anche rigidità in entrata, perché se io ho una possibilità di flessibilità in uscita è chiaro che vado più verso il tempo indeterminato piuttosto che quello verso determinato. Se abbiamo superato un referendum sull'articolo 18 non possiamo ogni volta riprenderlo. Intanto dalla Lega la conferma sulla reintroduzione dei voucher con un meccanismo semplice ma che farà emergere il lavoro nero. Certo, i voucher non possono essere una forma di lavoro stabile, noi pensiamo che il lavoro deve essere un'altra cosa, però ci sono lavori stagionali che vanno compensati proprio con questa forma di retribuzione. Tutte norme verso un concetto comune tra mondo politico e produttivo che per Lega e artigiani deve essere questo. Non dobbiamo più ragionare con l'approccio dell'800 e del 900 della lotta capitale e lavoro, non regge più sta cosa qua, perché se un'impresa va bene sta bene il dipendente e se un dipendente viene pagato bene rende di più nel lavoro. La cronaca giudiziaria, ora 4 anni fa, il 29 luglio del 2014, 2 operai trevigiani morirono in un cantiere dove stavano lavorando lungo il passante di Mestre, travolti da un tir. Oggi si è concluso il processo, nessun colpevole. Morti sul passante di Mestre, travolti da un tir mentre effettuavano dei lavori di pulizia tra Spinea e Mirano. L'unico colpevole per il decesso dei 2 operai trevigiani, Francesco Villacci, 29 anni di Breda di Piave, e Mauro Camerotto, 47 anni di Maserada, è il camionista 44enne di Milano che aveva patteggiato anni fa. Stamane il giudice Daniela De Fazio ha assolto tutti gli altri imputati nel processo sulla tragedia del 29 luglio 2014. Si tratta di 3 tra dirigenti ed ex dirigenti di CAV, la società che gestisce il passante, e i titolari della De Zottis di Breda, l'azienda per la quale lavoravano le 2 vittime. Il pubblico ministero aveva chiesto 6 condanne per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Una tragedia che aveva destato profondo cordoglio nella Marca, con i destini di 2 uomini rimasti tragicamente intrecciati per una drammatica fatalità, un cambio turno e la fine di un lavoro accettato da un amico dopo la disoccupazione. Villacci, originario di Benevento, lasciò la moglie e 2 figlie in tenera età. Camerotto era il suo ultimo giorno di lavoro con la De Zottis. Entrambi sono morti sul colpo, schiacciati tra le lamiere del cantiere distrutto dal mezzo pesante. Disagi all'aeroporto Canova di Treviso, oggi secondo giorno di sciopero della Ryanair, ma oltre allo sciopero che ha provocato alcuni ritardi e qualche volo cancellato, si sono verificati anche dei problemi tecnici ad un aereo che hanno costretto i passeggeri a rimanere a Treviso tutta la notte. Sentiamo. Altra giornata di mobilitazione per la Ryanair. All'aeroporto Canova si respira un clima di preoccupazione fra i passeggeri che, nasi all'insù, continuano a guardare il tabellone sperando di non vedere cambiamenti. 10 minuti di ritardo al momento stimati. Ma avete paura che per caso non parta? Abbiamo paura, certo, sì. A vedere le previsioni.
Classici 10 minuti di ritardo, niente di che. Non hai paura che te lo annullino? Assolutamente no, guai a loro, è un anno che aspetto. Ma c'è anche chi, per non rischiare troppo, ha deciso di trovare il fatidico piano B. Ho già programmato che se il volo non parte me ne torno a Trieste, prendo la macchina e arrivo fino a Bruxelles in macchina, perché non ho intenzione di rinunciare a 2 settimane in Africa perché Ryanair sciopera. A complicare una situazione a dir poco delicata anche problemi tecnici ad un aereo, risultato i passeggeri sono rimasti a terra. Sì, ieri alle 9:30 l'hanno spostato, era in ritardo e poi l'hanno annullato. Siete qua della zona comunque? Quindi... Io sono di Verona, però sono stati gentilissimi, ci hanno offerto una stanza d'albergo. E quindi oggi contate di partire comunque? Sì, speriamo di sì. Sì, purtroppo avevo da lavorare anche ieri notte e purtroppo questo volo mi ha dato un po' di disagi e quindi hanno risolto più o meno dicendo che oggi abbiamo il volo. Per chi è rimasto a terra ci potrebbe essere la possibilità di un risarcimento. Abbiamo attivato una task force di legali per fornire assistenza ai cittadini che stanno vivendo in queste ore disagi negli aeroporti italiani a causa della cancellazione dei voli, ha annunciato il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Tutto sommato però rispetto alle previsioni il caos preannunciato a Treviso non si è verificato. Disagi sì ma contenuti ed in tanti i passeggeri incrociano le dita. Scioperi a parte, i ritardi dicono ormai sono all'ordine del giorno. Parliamo ora di rientro volontario dei migranti perché è in corso a Treviso alla sede della CGIL un incontro rivolto ai rappresentanti delle comunità senegalesi per offrire un'alternativa dignitosa ai migranti che non ottengono lo status di rifugiati. Colleghiamoci quindi in diretta con Treviso, ecco li vedo in collegamento, c'è per noi alla sede della CGIL Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, è appena terminato l'incontro qui in via Dandolo alla sede della CGIL, sono con Nicola Talbi, ma non solo, comincio da lui. Nicola Talbi, venga pure avanti. Allora, un incontro per spiegare che cosa, velocemente? Che esiste il rientro volontario assistito, cioè esistono dei programmi con dei finanziamenti per i ragazzi che sono qui nei centri di accoglienza, che non ottengono lo status di rifugiato, rischiano di finire nella clandestinità. Sono dei progetti che danno delle risorse, dei soldi per farli tornare al loro paese e avviare un'attività economica. Ecco, soprattutto poi in un momento in cui sentiamo ad esempio quello che è successo a Ceuta, cioè dove c'è l'assalto per venire in Europa, voi proponete invece tornate indietro che vi diamo una mano. Dobbiamo creare condizioni di sviluppo in Africa, ad esempio noi insieme alle associazioni senegalesi come CGIL stiamo facendo un progetto di cooperazione per un'attività agricola di allevamento lì a Touba in Senegal e i ragazzi che sono qui nei centri di accoglienza attualmente che desiderassero ritornare potrebbero usare il periodo in cui sono qui da noi a Treviso per fare degli stage in azienda, imparare un po' il mestiere e poi tornare nel loro paese attraverso questo progetto di rientro volontario assistito e magari rifarsi un'attività economica lì. L'Africa è il futuro, non può essere il luogo da cui si scappa. Allora sentiamo direttamente dalla voce di uno di loro, vieni pure avanti, è un progetto che può funzionare. Sì, può funzionare perché rimane in Italia senza documenti, girando tutti i paesi senza documenti, sicuramente conviene tornare a casa con un progetto così, dopo aver fatto un percorso di formazione e di rientro dignitoso. Questo è un rientro volontario e dignitoso. Visto che adesso ne parlano tanto di aiutiamo la casa, allora il momento adatto proprio per farlo. Ecco perché voi arrivate qui perché di là non si può materialmente stare, poi se di là si ricreano le condizioni, ognuno vuole tornare a casa propria, giusto? Assolutamente, l'uomo sta bene solo dove si trova la pace. Sicuramente se noi avremo le condizioni nei nostri paesi d'origine ci conviene, veniamo qui come turisti ma non come immigrati a cercare lavoro. L'ultima battuta però la faccio con Abdallah Kazaji, perché lui è marocchino, voi avete sentito oggi a Ceuta c'è stato un assalto, 600 richiedenti asilo hanno cercato di assettare, anzi sono penetrati in Spagna attraverso il Marocco. Lì è una situazione veramente bollente. Veramente una situazione disagiata perché dobbiamo assolutamente intervenire con tutti i mezzi importanti. Insomma abbiamo bloccato dalla Libia, adesso passano di là. Ma ormai il Marocco è storico nella collaborazione con l'Europa, perciò è un partner importante, ma quanto è troppo è troppo.
Va bene, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato e ai tuoi ospiti per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Domenica. Rieccoci in diretta con il TG di Treviso, la cronaca ora con un'operazione della squadra mobile che ha portato alla scoperta di un centro dello spaccio a Spresiano. La sostanza è stata reperita nei pressi di un vespaio, probabilmente il luogo è stato scelto dai soggetti proprio per impedire l'accesso da parte di terzi. Vespe drogate oppure ammaestrate, ma comunque custodi di 100 grammi di cocaina purissima che avrebbe fruttato oltre 30.000 euro ai 2 ventenni albanesi arrestati ieri sera dalla squadra mobile di Treviso. Spacciatori scoperti durante un'operazione partita da un contatore elettrico. Gli indizi ci hanno portato appunto in quell'appartamento proprio sulla base di un consumo di energia elettrica anomalo. Decisamente strano infatti che l'appartamento di Spresiano chiuso e con chi ci abita all'estero avesse consumi decisamente importanti di energia elettrica. Un segnale importante per gli uomini della squadra mobile di Treviso sulle tracce di un latitante da assicurare alla giustizia e che diverse fonti davano in zona Piave. Solo che nell'appartamento del condominio vicino alla chiesa, invece di trovare il ricercato, hanno trovato 2 ventenni, oltre 3.000 euro in contanti, 2 macchine per sigillare alimenti sottovuoto e un bilancino. A quel punto i 2 albanesi hanno ammesso la presenza di stupefacenti, mostrando questi 2 pezzetti di marijuana e cercando di farli passare per uso personale, perché, sottolineano alla mobile, è saltata fuori anche questa agendina con nomi e numeri della clientela, cosa tutta trevigiana, e pare anche quantità e valore delle forniture fatte e appunto prenotate. Ora, mentre la caccia al latitante è tuttora in corso, si verificano i nomi, mentre per i 2 spacciatori si sono aperte le porte di Santabona. Code e disagi per i prelievi del sangue nei distretti dopo il cambio di gestione. Oggi incontro tra i sindacati e la direzione generale dell'ULSS. Noi prendiamo per buono l'impegno dell'ULSS di risolvere i problemi e chiaramente da settembre con i nostri pensionati andremo a verificare se ciò avviene. Il cambio di gestione dei punti di prelievo del sangue nei distretti sanitari dell'ex ULSS 9 di Treviso e i disagi che ne sono seguiti, con lunghe code e lamentele da parte degli utenti, al centro dell'incontro tra lo SPCGL e la direzione dell'azienda sanitaria. Negli ultimi giorni, complice anche il fisiologico calo degli accessi che si registra in piena estate, è leggermente migliorata la situazione, ma il sindacato ha intenzione di continuare a monitorarla, inviando i pensionati a verificare sentinelle nei distretti che controlleranno l'andamento affinché quanto accaduto non si ripeta. Il problema, denuncia lo SPCGL, è stato soprattutto quello del personale, spesso privo di esperienza e formazione, mandato in prima linea dalla sera alla mattina con il cambio dell'appalto. Laddove si cambia personale bisogna fare anche degli affiancamenti per spiegare anche le cose più elementari, per esempio dove sono i materiali per fare i prelievi, dove devono essere messi, altrimenti ci troviamo con persone che arrivano, devono fare 200 prelievi al giorno e non sono stati messi in condizioni di sapere come organizzare il ciclo produttivo perché li hanno sbattuti là lo stesso giorno. Così non può andare avanti, però noi riteniamo che appunto le soluzioni vadano affrontate non solo dando voce ai problemi ma trovando anche delle risposte concrete sulla qualità del servizio. Parliamo del tempo, ora trombe d'aria e temporali violenti. Il Veneto nel 2017 ha raggiunto un triste primato, è la prima regione in Italia per questi fenomeni, tendenza confermata purtroppo anche per l'anno in corso. Sentiamo. Temporali, grandinate e trombe d'aria, fenomeni che in Veneto negli ultimi tempi hanno creato grossi disagi ma anche tanti danni. Sì, c'è da ricordare un fatto anche abbastanza preoccupante, critico, che nel 2017 gli effetti di instabilità più frequenti, diciamo la regione più colpita da questi effetti di instabilità anche intensi che hanno provocato danni, è stato proprio il Veneto, quindi siamo la prima regione più colpita da questi cambiamenti climatici. Estati anomale come questa, dove al grande caldo si alternano serate da incubo con forti temporali, raffiche di vento e piogge torrenziali, vere e proprie tempeste che hanno messo in ginocchio comuni interi.
E molte sono le amministrazioni che hanno dovuto chiedere lo stato di calamità naturale. Ma la brutta notizia è che questi fenomeni non ci lasceranno. Ci dovremmo abituare, perché proprio gli effetti del cambiamento climatico, al di là dell'aumento graduale della temperatura, sono questi fenomeni di instabilità che sono sempre più frequenti, quindi intensi, e soprattutto ai temporali, che sono anche un effetto del bel tempo in certi casi, però proprio per questi cambiamenti diventano sempre più intensi e si associa una caduta, una precipitazione abbondantissima, quindi abbiamo che addirittura in 1 ora, in 2 ore, in 3 ore cade una quantità di acqua, di pioggia, pari a quella che normalmente cadrebbe magari in un mese e mezzo. Intanto guidiamoci il caldo ed il sole, almeno per i prossimi giorni, spiega Iannicelli. Temperature con valori molto alti, oltre 30 gradi. Ma per non farci dimenticare il maltempo, i primi di agosto potranno esserci altri temporali. Ma poi tornerà a splendere il sole. Insomma, dovremo abituarci a queste estati davvero pazze. Torna tra pochissimo 20:10, ospiti questa sera di Ferdinando Avarino, Nicola Finco della Lega, Stefano Pelloni del PD. Titolo della trasmissione: Vade retro Salvini. Ed è tutto da Treviso per questa sera, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni per domani. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia, bel tempo dunque sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi con qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile al pomeriggio sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime sui 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.